Durante la giornata FAI d'autunno a Sassari, i cittadini sono entrati come visitatori curiosi nel deposito storico delle Ferrovie della Sardegna di Viale Sicilia e ne sono usciti come sostenitori di beni culturali da difendere e valorizzare. Conoscere è il primo passo per amare e diffondere qualcosa che appartiene a noi tutti. Oggi ci troviamo nel deposito storico delle Ferrovie della Sardegna, la sede dell'ARST, dell'attuale ARST, che è la sede storica e il deposito di antiche carrozze ferroviarie. Dove siamo oggi è la carrozza Bauchiero, una bellissima carrozza dei primi del secolo che naturalmente non è più in uso sui binari, però è testimonianza di tutta la storia delle ferrovie nella Sardegna. Il FAI organizza questa giornata per la prima volta, che si chiama giornata FAI d'autunno, per mostrare ancora una volta siti sconosciuti o comunque non aperti al pubblico nelle principali città italiane. Questo sito, che ovviamente non è aperto al pubblico perché consiste nella sede delle ferrovie dove ci sono officine, motorizzazioni, binari in uso, è stato aperto oggi per mostrare un patrimonio di archeologia industriale che esiste tuttora, ma anche un patrimonio di artigiani, di manovalanza, di operai che lavora tutt'oggi in tutte queste officine e falegnamerie tenute perfettamente. Il FAI con questo vuole tutelare la nostra memoria storica, il paesaggio naturalmente e l'ambiente, e salvaguardare questi beni in maniera che siano patrimonio della città anche nel futuro e non dimenticati come sono oggi, e soprattutto che non vengano anche distrutti, rischio che si corre anche in questo sito, in quanto è allo studio la costruzione di un nuovo capannone enorme che serve per la manutenzione dei nuovi treni e che, così come nel progetto attuale, dovrebbe sorgere esattamente dove ci sono tutti i vecchi macchinari, non vecchi, antichi macchinari, tutte le antiche strutture, mentre invece molto tranquillamente potrebbe essere posizionato in un enorme spazio che esiste più in là nel complesso e dove sarebbe funzionale altrettanto. Quindi questo è anche il nostro intento mediante una raccolta di firme che realizziamo all'inizio della visita. Questa giornata è per noi molto importante in quanto dà la possibilità non solo agli utenti ma anche ai curiosi, perché la ferrovia ha sempre attratto tanti curiosi, per scoprire un mondo che è un mondo particolare, e in questo caso abbiamo il contrasto tra quello che eravamo ben 100 anni fa, e quello che siamo e che saremo proiettati ai prossimi almeno 20 anni. Infatti si possono ammirare sia le macchine d'epoca dal 1913 alle macchine poi a vapore del 1930, alle macchine del 1958, sino ad arrivare alle nuove automotrici arrivate l'ultima 10 giorni fa. Quindi il visitatore può avere un'idea di quelli che sono di quello che è il mondo ferroviario negli ultimi 100 anni nel territorio di Sassari. La proiezione futura sarà sicuramente verso un suburbano ad alta frequentazione. Abbiamo già iniziato con il Transirio, che oggi entra in città, arriva sino al centro città, e si avrà l'opportunità tra qualche anno di arrivare in periferia verso nord, verso Lipunti. Il TPL, il trasporto pubblico locale, invece è assicurato da treni di ultimissima generazione prodotti in Svizzera dalla Stadler, e sono già in funzione da un anno. L'implementazione di altre 2 o 3 macchine darà l'opportunità di poter avere un maggior comfort di viaggio sia su Alghero che su Sorso. Questo è un po'
in poche parole quello che è la funzione che abbiamo oggi nel territorio sassarese. È da oltre 40 anni che il FAI salva e tutela le più importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano, le nostre radici, la nostra identità. L'impegno dell'associazione punta anche a educare la collettività, vigilare e intervenire sul territorio. Il FAI è un'organizzazione senza scopo di lucro che esiste da circa 30 anni e che si basa esclusivamente sulla raccolta fondi come quella di questa giornata e sulle iscrizioni, senza ricorrere né ad aiuti statali né ad altri mezzi. Quindi tutto ciò che noi raccogliamo durante queste giornate e con le iscrizioni viene tutto convogliato alla salvaguardia di determinati siti o monumenti che vengono di volta in volta individuati. Per contribuire naturalmente si può concorrere durante queste giornate di raccolta fondi oppure iscriversi. L'iscrizione può essere fatta online sul sito fondoambiente.it oppure verso la nostra delegazione, dove si può versare anche cash. Tutto questo è facilissimamente realizzabile anche frequentando le nostre iniziative, che sono con scadenza mensile, durante l'inverno le nostre conferenze a Sassari, oppure queste manifestazioni nazionali come queste, le giornate FAI di primavera. Quindi aspettiamo che voi sosteniate la nostra opera, che è particolarmente importante in questo momento storico in Sardegna, dove il patrimonio paesaggistico è costantemente minacciato e quello storico, come quello che stiamo facendo vedere oggi, molto spesso purtroppo è trascurato, se non addirittura ignorato. Quindi la raccolta di firme per questo sito si svolgerà stamattina e poi in seguito durante le nostre manifestazioni annuali.